pomeriggio di giugno arrivai in Veneto come volontario della Croce Rossa Americana. Il cinema italiano amplia le quinte delle scenografie in cui ambienta le proprie storie. 7 case di produzione spaziano e crescono dove ci sono le idee, le location ideali e naturali, film sempre meno da studios e sempre più girati en plein air. E l'Italia è un palcoscenico già montato che attende solo di essere ripreso e divulgato. E l'innovazione del linguaggio cinematografico diventa raccontare Hemingway e la sua passione per i paesaggi veneti proprio nei luoghi dove visse e trasse ispirazione per i suoi romanzi, o ripercorrere le fasi dell'annessione del Veneto all'Italia nel 1866 attraverso il Raboso, un vino prodotto da una famiglia le cui vicende fanno da filo conduttore. My Name is Ernest e Il Leone di Vetro sono i 2 lungometraggi che Venice Film, una casa di produzione padovana, ha presentato al Festival del Cinema di Venezia. Un'opera già ultimata, in attesa di essere distribuita, l'altra pronta per il primo Ciak. Cinema di provincia, cinema di regione che cresce grazie alle film commissions territoriali e ai contributi del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo. La cinematografia e l'audiovisivo in senso lato sono una fonte di promozione estremamente importante. Non c'è paragone tra l'investimento fatto in questi settori e gli investimenti classici per la promozione turistica del territorio e quindi per far sì che sempre più turisti vengano nei luoghi. Se poi questi sono anche luoghi dove trovare i segni di film importanti girati, questo non fa altro che arricchire. I film provocano emozioni, sensazioni che volano lontano, catturano e generano la voglia di conoscere luoghi e storie. Ne abbiamo tanti esempi di tanti fortunati lavori di cinematografia che hanno fatto anche la fortuna dei luoghi dove si sono girati. La stessa Treviso, nel bene e nel male per il passato, ha avuto qualche storia in questo senso. Rinnegate signori e signore? No, non rinneghiamo, però in effetti faccio per dire che anche quello è stata un'occasione per parlare. Ha scelto gli occhi di un bambino, quelli di Hemingway da giovane, per narrare i 2 periodi vissuti dallo scrittore americano proprio qui, tra le paludi e le barene di Caorle Lignano e il fronte di guerra nella Marca trevigiana. A 18 anni Hemingway era volontario della Croce Rossa durante la Prima Guerra Mondiale, tra le trincee a curare i soldati italiani. All'inizio degli anni 50 ritorna in Italia, tra i casoni di caccia. Noi vediamo tutto con gli occhi di un bambino. Il bambino, lo scrittore inteso come un bambino, il bambino che osserva un po' tutti i periodi, quindi un bambino che è presente sia nel primo periodo che nel secondo periodo, quindi un bambino che ha sempre la stessa età. E questo che è la cosa più originale, insomma, dovevamo fare qualcosa di originale. Massimiliano Tondello è Ernest Bambino. Tu interpreti Hemingway da bambino, se non sbaglio, una bella responsabilità. Sì, mi hanno scelto soprattutto per il viso perché gli assomigliavo. Ma tu avevi letto prima di interpretare questo film i libri di Hemingway, perché sono piuttosto impegnativi per la tua età? Sì, li ho letti, ma sono molto difficili, però sono molto belli. Diego Pagotto è Fabio, uno dei soldati in trincea. Si impara quasi di più così che leggendolo sui libri. Abbiamo imparato molto ad esempio anche sui vestiti, perché avevamo dei vestiti molto particolari che dovevano essere abbottonati e allacciati in modo particolare, insomma. Si impara anche ad apprezzare la pace in questo momento in cui la guerra, insomma, ci soffia nelle orecchie. Assolutamente. Il caporale Amedeo è interpretato da Maximiliano H. Bruni. Interpretare un soldato nella Prima Guerra Mondiale, quindi scoprire e vivere in prima persona l'angoscia delle trincee, la disperazione di questi soldati che non mangiavano, avevano freddo, avevano caldo, erano sempre sporchi, sempre senza neanche un futuro. E tra i protagonisti c'è anche chi, come Claudio Pasqualini, famoso procuratore sportivo, dopo aver scoperto i talenti calcistici del calibro di Del Piero e Gattuso, si è dato al cinema. Un futuro da attore, quindi? Sì, perché io ho accettato di fare poco più che la comparsa, purché fosse, parole testuali che ho indirizzato a Briguglio, l'inizio di una carriera. E a quanto pare ci sono già delle proposte che peraltro farò valutare dal mio agente. Mescolare fotogrammi originali con riprese contemporanee, spiega il regista di My Name is Ernest, Emilio Briguglio, è lo stile del genere docufilm, un genere che piace, una sorta di neorealismo del terzo millennio. Per rendere le atmosfere del film abbiamo lavorato molto sfruttando
la luce naturale con piccoli interventi, perché il lavoro del direttore della fotografia quando diventa invisibile vuol dire che funziona, quindi spero che questo si possa cogliere vedendo il film. I famosi brividi sulla pelle che mi citavi quando lavoravamo insieme, li hai avuti? Diciamo di sì, c'è stato dei momenti di brivido e la pelle d'oca in alcune inquadrature. Quasi la stessa squadra di realizzazione, nuovo regista, attori e produttori diversi per il Leone di Vetro. Quando un film racconta qualcosa, racconta una storia, di sicuro su qualcuno farà presa e ci vuole molto poco per far trasformare questo entusiasmo e questa voglia in un prodotto, in un brand, in un qualcosa che venga comunque percepito anche dall'utente, che in questo caso è lo spettatore, come un qualcosa di interessante. Dobbiamo trovare nuovi modi di comunicare. Il vino è cultura, il vino è territorio, il vino è frutto della terra ma anche del lavoro dell'uomo e della cultura che ha un uomo. Perciò il cinema in questo caso può veicolare in maniera importante questo sentimento, questo approccio che ha l'uomo e la sua cultura di vita, di promozione, di produzione. La regia del Leone di Vetro è la firma di Salvatore Chiosi, presente alla 70ª Mostra del Cinema con la trama di Amleto con Luca Bastianello, attore padovano affermato. Primo, si distribuisce un po' la forza lavoro, viene valorizzato maggiormente il territorio, raccontiamo più storie nostre, storie di un'Italia che è variegata. Questo Leone di Vetro sarà fragile o resistente? Allora, c'è una bella cosa che a un certo punto viene detto: il leone non ha più artigli, è fragile, però è in un momento, perché poi ritornerà e ruggirà ancora più forte. Questo è una delle battute appunto proprio del nostro racconto. La storia è bella perché raccontiamo veramente un momento, io dico sempre che ci sono le storie grandi e le storie piccole. A volte le storie piccole la gente o le vuole dimenticare o fa di tutto perché non si sappia. E invece sono proprio quelle che fanno la storia, che viene raccontata però in un altro modo.